Terminati i Giochi di Rio 2016, lo sport veneto guarda al futuro, ovvero all'appuntamento di Tokyo 2020. Per questo nuovo traguardo, la Scuola regionale dello sport veneto, affiliata al CONI, ha acceso i riflettori all'interno del complesso dell'Opera Immacolata Concezione di Padova con un importante convegno nazionale di studio, di aggiornamento e formazione continua sulla tecnica e sulla metodologia dello sport. Ma quali sono i temi trattati in questa edizione di Atleticamente? Il fulcro è, se vogliamo, dove si muove la teoria e metodologia dell'allenamento, come si muove l'allenamento nel mondo, in particolare con un particolare riferimento alle neuroscienze, che è l'ultima frontiera dell'allenamento, cosa che dicevano già gli antichi greci, che l'uomo ha un'unitarietà psicofisica, quindi il cervello è legato al corpo, il corpo è legato al cervello, quindi lo si dice da millenni, ma adesso scoprire che nell'allenamento questo assioma, questo binomio va coltivato in modo armonico e soprattutto agendo anche sul cervello, si agisce anche sul corpo, è molto molto interessante. Il messaggio è, se vogliamo, che da una parte, non dovrei essere io a dirlo, ma che la Scuola dello Sport del CONI Veneto, lo dicono i miei capi, è tra le migliori e le più attive d'Italia, sia quantitativamente, perché facciamo tante cose, ma a me piace dire più qualitativamente. Un 12° appuntamento che ha portato qualificatissimi relatori ad affrontare le tematiche alle quali si sono accreditati moltissimi partecipanti che hanno trovato posto nella affollata Sala Pontello e nella Sala Conferenze dell'OIC Padovana, impreziosita dalla presenza del presidente nazionale della FIDAL, Alfio Giommi. Ma che cos'è Atleticamente, Presidente? C'è dubbio, ormai Atleticamente è diventato un punto di riferimento per il panorama della formazione tecnica in Italia. Siamo alla 13ª edizione e quindi ogni volta, partendo qui da Padova, si è fatto qualche passo avanti relativamente agli approfondimenti di temi importanti per l'atleta italiana. Anche questa volta i relatori sono relatori di altissimo livello, la platea è una platea qualificata e numerosissima, per cui ci sarà l'ennesimo ulteriore approfondimento come è avvenuto negli anni precedenti. Dopo i saluti iniziali dei relatori presenti si sono susseguiti Marco De Angelis, medico specialista in medicina dello sport, Nicola Maffiuletti, professore associato all'Università di Borgogna e autore di numerose pubblicazioni e ricerche, Marcello Marchionni, referente nazionale delle scuole regionali dello sport, Jean Morin, docente dell'Università di Nizza e Saint-Étienne, e poi l'advisor della FIDAL Antonio Latorre, seguiti da Romuald Lepers, docente dell'Università di Lione, e da Marco Tamberi, ovvero il guru del salto in alto. Sono qua come allenatore di Gianmarco Tamberi, che immagino tutti quanti conosciate, campione del mondo indoor quest'inverno, campione europeo e recordman italiano. La mia relazione sarà incentrata sul salto in alto, non tanto sulla tecnica quanto sulla preparazione, visto e considerato che qua non ci saranno solo allenatori di salto in alto, ma allenatori di atletica, quindi immagino che la parte del condizionamento atletico sia di interesse un pochino di tutti e qualche spunto posso darlo. All'apertura dei lavori della 2 giorni padovana hanno presenziato, oltre a tantissimi tecnici ed allenatori, anche alcuni grandi campioni come gli olimpionici veneti Gabriella Dorio, medaglia d'oro a Los Angeles nell'84 nei 1500 metri piani, e Stefano Baldini, medaglia d'oro alla maratona di Atene 2004. Come si è evoluta l'atletica in questi anni? Molti più paesi competitivi, alcuni che hanno davvero dominato alcune specialità, come gli africani nelle corse lunghe, come i caraibici oltre agli americani nelle corse veloci, come l'Europa nei lanci, ha fatto ancora molto bene. Nelle ultime Olimpiadi di Rio, nella finale del lancio del disco, i primi 10 erano tutti europei, e dove emerge prepotentemente il fatto che per poter andare sul podio nelle grandi manifestazioni bisogna essere dei professionisti a 360 gradi, e dove l'improvvisazione oppure un modo di allenarsi, di vivere l'atletica non al H24 ti può portare al massimo a fare degli ottimi risultati a livello europeo, ma poi a non riuscire ad emergere a livello mondiale. Un appuntamento tradizionale, soprattutto autorevole, quello di Atleticamente, per non dire unico in Italia, per i cultori della materia, che catalizza allenatori italiani di atletica e non solo, che premia il costante ed impegnativo lavoro della Scuola regionale dello sport del Veneto, guidata dal professor Dino Ponchio.